La storica goletta cattolica farà il suo ritorno in mare nel suggestivo scenario del Delta del Po, partendo dal porto di Albarella. Questa mattina il presidente della Regione Veneto Luca Zaia parteciperà alla cerimonia dedicata a questo iconico veliero del 1934, celebre per essere stata la prima goletta verde di Legambiente, simbolo per eccellenza del mare pulito. Dopo un accurato restauro realizzato grazie all'Ente Parco Veneto del Delta del Po, Legambiente, Regione Veneto e Fondazione Cariparo, la goletta cattolica si è trasformata in un'affascinante aula didattica pronta a solcare le acque del Delta. Il veliero sarà impegnato nel monitorare la qualità delle acque, la vita delle numerose specie marine e la biodiversità dell'habitat marino, esplorando le bellezze uniche di questa straordinaria regione. Obiettivo che sarà raggiunto con laboratori rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, frutto della collaborazione e pianificazione tra enti e istituzioni, tra cui l'Università di Padova. Insieme hanno dato vita alla Fondazione Goletta Lab, la quale si propone di diffondere il concetto di sostenibilità tra gli studenti, utilizzando la goletta cattolica come strumento didattico per sensibilizzare sulla preziosa importanza della tutela dell'ambiente marino e delle peculiarità del Delta del Po. Le 1001 notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le 1001 notte di Elisa, riposi bene e risparmi, Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.